Muore a 44 anni, Villa Bruna in lutto, la vita di Luca Pollette dedicata allo sport. Apriamo con questa triste notizia, purtroppo, la rassegna stampa di oggi, lunedì 24 marzo. Aveva militato a lungo nel San Vittore e collaborava con la Gran Fondo. Agli amici aveva confidato la malattia a una cena. Siamo sul Corriere delle Alpi. Cordoglio in tutta la comunità di Feltre per la scomparsa avvenuta alle prime ore di ieri all'ospite Le Vette dell'ospedale di Feltre di Luca Pollette, 44 anni. Impegnato nell'edilizia come rappresentante nel settore dei serramenti, un passato da calciatore con la maglia di varie squadre feltrine, Pollette viveva da alcuni anni a Villaga con la moglie Francesca Gheno e i figli Leonardo e Giorgio, ma aveva le radici a Villabruna. Figlio di Luigi ed Edilia Zanella, aveva preso in mano con il fratello Rudy la falegnameria fondata in paese dal nonno. Attorno al 2015 l'attività era stata chiusa e Luca Polletta aveva fatto tesoro delle abilità artigianali trasmesse dai familiari, specializzandosi come artigiano posatore e quindi avviando un'attività di rappresentante all'ingrosso di materiali da costruzione a partire dagli infissi. Accanto all'attività professionale coltivava da sempre la passione per lo sport e per il calcio, aveva militato nel Vignui e nel Villabruna, indossando poi per molti anni la maglia dell'US San Vittore di Anzù nell'ambito del CSI e passando quindi ai veterani vellai. Appassionato tifoso dell'Inter, era una delle anime dell'Inter Club di Fener guidato da Andrea Tolaini. Una passione per lo sport condivisa con il fratello Rudy. La notizia della scomparsa di Luca ha suscitato grande sgomento, a partire da Villabruna, dove la famiglia è conosciutissima. Oltre alla falegnameria, i familiari hanno infatti gestito per un periodo anche il bar Bocciofila e il bar centrale di fronte alla chiesa e il padre Luigino è stato a lungo protagonista del mondo feltrino delle bocce. Colpito 2 anni fa dalla malattia, fino ad un paio di mesi fa Luca Pollette passeggiava a Villabruna con il figlio più piccolo sulle spalle, intrattenendosi con i vicini di casa di un tempo. Mai si sarebbe immaginato, dicono in paese, una notizia così drammatica. Una persona splendida, lo ricordano i compaesani, così come tutta la sua famiglia. L'estate scorsa, di fronte all'avanzare della malattia, aveva formalizzato l'unione con Francesca sposandola. Con Luca abbiamo giocato assieme solo un anno, ma San Vittore è rimasto oltre 6 anni, lo ricorda commosso il dirigente della squadra Andrea Pauletti. Troppo breve il tempo che hai vissuto, è il commiato via social di Ivan Piol, patron della Sportful Dolomiti Race, un'amicizia, spiega Piol, nata in ambito calcistico e rimasta viva nel ciclismo. È stato un leone, ha sempre lavorato nonostante la malattia, lo ricorda Rudy Perotto, ex gestore del bar Agip al Pasquer e unito a Luca Pollette da una lunga amicizia e dalla passione per l'Inter. L'ultimo saluto a Luca verrà celebrato martedì alle 10:30 al cimitero di Villabruna. Al termine della cerimonia il feretro partirà per la cremazione e le ceneri riposeranno nel cimitero della frazione. La famiglia, annunciando il lutto che l'ha colpita, ha voluto sottolineare che eventuali offerte saranno devolute all'Hospice Levette. E l'articolo è di Laura Milano e Stefano De Barba. Giungano le più sentite condoglianze alla famiglia anche da parte della redazione dell'Amico del Popolo. Torniamo indietro e cambiamo argomento, andiamo a leggere la prima notizia nella pagina di Belluno a cura di Francesco Dalmas e si parla della nuova rete regionale, nello specifico di 29 sensori per capire all'istante la forza distruttiva di un terremoto. Questo si legge sul titolone. Bottacine, calcoliamo il livello di scuotimento degli edifici e studiamo anche i processi fisici di preparazione al sisma. Il Veneto è la regione più monitorata d'Italia in fatto di terremoti, ben 350 sensori sismici, di cui 29 per il momento in provincia, oltre a 16 stazioni di rilevazione in siti a basso rumore ambientale. Gli accelerometri sono stati collocati presso edifici in ambiente urbano, al piano terra o interrato, in alcuni casi all'ultimo piano e nei sottotetti, per misurare in particolare lo scuotimento in caso di scosse che superino i 2,5 gradi, informa Gianluca Bragato, coordinatore operativo della rete voluta dalla Regione del Veneto e installata dall'OGS di cui fa parte. Sono dei sensori che in tempo reale ci dicono quali possono essere state le conseguenze del sommovimento con i danni agli edifici. L'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottacine spiega che il progetto si propone l'integrazione e lo sviluppo di sistemi di prevenzione multirischio anche attraverso reti digitali interoperabili di coordinamento operativo precoce.
Il progetto è in fase conclusiva e costa 2 milioni di euro. Sono stati installati sensori in molti edifici a partire dalle sedi dei volontari della protezione civile dei municipi, sia a livello del suolo che a livello rialzato. In tal modo viene evidenziato il livello di scuotimento e la risposta degli edifici stessi. Cambiamo argomento, siamo sempre qui su Corriere delle Alpi, sempre Francesco Dalmas che scrive di meteo. 2 bus bloccati sul passo Fedaia, il pericolo valanghe resta marcato. Viabilità in tilt per i 10 cm di neve scesi nella notte, intervento di 4 ore dei vigili del fuoco. Altri 10 cm di neve in quota, meno della metà di quella prevista, tanto che era stata data l'allerta gialla. Allerta invece che da oggi pomeriggio si normalizzerà nella fascia verde. Nella notte tra sabato e domenica i vigili del fuoco sono dovuti intervenire lungo la strada del Passo Fedaia nel comune di Roccapietre per soccorrere un'auto e 2 autobus che erano rimasti bloccati a causa di una nevicata più intensa. La squadra dei pompieri proveniente dal distaccamento volontario di Caprile ha lavorato per diverse ore per liberare i mezzi intrappolati. Grazie all'intervento tempestivo i veicoli sono riusciti a riprendere la marcia in autonomia. Attenzione però, se tra sabato e ieri è fioccato meno del previsto, qualche altra spruzzata si verificherà nei prossimi giorni, che si sa sono gli ultimi di apertura di alcune stazioni sciistiche. In questi primi giorni di primavera, comunque, la neve al suolo è più alta come non lo era stata nell'appena concluso inverno. E appunto cosa succederà nei prossimi giorni ce lo dice l'ARPA di Arabba. Il previsore Stefano Veronese mette in conto fino a mercoledì una depressione in avvicinamento da nord-ovest che porterà a un'alternanza di precipitazioni e rasserenamenti. Per oggi comunque ARPAV prevede piovaschi con probabilità di neve oltre i 1600 metri. E si ricorda che il pericolo valanghe resta marcato, bisogna prestare attenzione ai distacchi superficiali di neve umida pesante in tutte le esposizioni. Si raccomanda di avere al seguito e attive le attrezzature d'autosoccorso, di avere una prudente scelta dei percorsi di salita e discesa, solita raccomandazione da parte del soccorso alpino. E eccoci qui, leggiamo un'altra notizia che riguarda la buona riuscita delle giornate FAI di primavera che si sono tenute tra Belluno e Feltrino, oltre 3.000 visitatori nei luoghi del FAI, si legge nel titolo. A riscuotere più successo l'Auditorium di Belluno e Palazzo Bolzano Coraulo Barcelloni Corte ha detto grazie a tutti, ne scrive Paolo Dallanese. Sono stati 3.042 visitatori dei 5 siti aperti tra sabato e domenica in occasione delle giornate di primavera del FAI in provincia di Belluno. Un risultato che Adriano Barcelloni Corte, capodelegazione di Belluno, saluta con grande soddisfazione, considerando anche il fatto che questa edizione ha dovuto fare i conti con il maltempo in entrambe le giornate. Tra i dati positivi il numero elevato di siti aperti grazie alla disponibilità di proprietari privati e pubblici, ma anche alla presenza di tanti volontari. A riscuotere maggior successo è stato l'Auditorium a Belluno che ha totalizzato nelle 2 giornate 950 visitatori, seguito da Palazzo Bolzano Coraulo con 805, dal Palazzetto Valle a Zorzoi con 496, dalla Chiesa di San Giorgio Sorriva con 481 e dalla Pieve di Servo a Sovramonte con 310. Dalla villa dei Dalla Valle alle chiese, i tesori di Sovramonte fanno il pieno, aperta per la prima volta la dimora del 1600, sempre affascinanti gli edifici sacri dedicati a San Giorgio e Santa Maria Assunta. E qui c'è un articolo appunto di Marcella Corrà per chi volesse approfondire, che è dedicato in particolare alle aperture che si sono tenute nel Feltrino a Sovramonte. Per chi volesse approfondire siamo a pagina 18 del Corriere delle Alpi. Passiamo ora al Gazzettino, all'altro quotidiano locale. La prima pagina è dedicata a una notizia che riguarda i maestri di sci bloccati gli abusivi e andiamo appunto a leggere la notizia. La stretta abusivi, non c'è stata alcuna segnalazione, i professionisti delle piste Venete e Isola Felice nell'operazione contro l'esercizio della professione senza titoli. Intanto continuano a crescere i giovani che scelgono questo lavoro, 71 al corso, e l'articolo è di Claudio Fontanive. Maestri di sci abusivi o concorrenza degli stranieri, il Veneto per ora è un'isola felice, il problema non c'è. Intanto cresce l'interesse per la professione nei giovani e sono ben 71 gli iscritti al corso del Collegio Maestri di Sci del Veneto, un terzo sono bellunesi.
Il mercato degli sciatori esteri è in aumento, ma nel vicino Alto Adige vengono segnalati casi di comitive straniere che arrivano con i loro maestri di sci, che però non hanno titolo di insegnare in Italia. In Veneto questi maestri non possono insegnare, il loro titolo non è di massimo grado come il nostro, fa sapere il presidente nazionale del Collegio Maestri di Sci, Luigi Borgo. Da un lato ciò è uno svantaggio per il sistema neve regionale perché questi gruppi portano molti soldi, dall'altro un vantaggio in termini di sicurezza in pista perché il vero maestro è sempre garanzia di quella qualità tecnica che si traduce in sicurezza in pista a beneficio di tutto il sistema. E poi Fontanive scrive ancora che sono 71 gli iscritti al corso del Collegio Maestri di Sci del Veneto, 48 gli aspiranti maestri di sci alpino. Martedì scorso hanno superato la prova di ammissione al corso sulla pista La Cedelli a Cortina. Quindi nuove leve che si fanno avanti. E poi ancora, anche qui, giornate fai, oltre 3.000 visitatori, nonostante il maltempo, scusate, nel fine settimana sono stati presi d'assalto sia i siti del capoluogo che quelli sul altopiano. Ci sono delle fotografie che mostrano le numerose persone presenti appunto all'evento. E poi c'è un articolo di Daniela De Donà che parla del casting ieri a San Vito per le comparse che dal 28 aprile al 25 maggio saranno protagoniste di un film della RAI, Olimpiadi 1956, ricordi in una fiction. Il sindaco Franco De Bon, la Valle del Boite al distretto del cinema, ci facciamo pubblicità e allunghiamo la stagione. Un po' si scherza, un po' ci scherza, ma non nasconde l'entusiasmo il sindaco di San Vito di Cadore, Franco De Bon, che aggiunge: così si allunga la stagione, tra l'altro con un turismo di alta qualità in un mese tradizionalmente vuoto, e si rafforza contemporaneamente l'idea di territorio, l'idea di distretto. Manca poco più di un mese alle prime inquadrature, ma le macchine da presa già scalpitano. Tant'è che, per fare un esempio, l'hotel Marcora NSPA di San Vito ha camere prenotate con tutto esaurito dal 27 aprile al 25 maggio. Vi alloggerà la troupe, una cinquantina di persone, con un più o meno, pronta a girare il film che Rai Fiction dedicherà alle atmosfere dei Giochi Olimpici invernali del 1956. Si tratta di un film storico ambientato negli anni 60, diventa ovvio che occorre immergersi nell'atmosfera dell'epoca, da eliminare soprattutto tutto ciò che ha sapore di moderno. E appunto qui nelle foto si vedono le tantissime persone che hanno partecipato al casting. E ora, prima di chiudere, passiamo un secondo alle prime pagine del giornale per leggere quello che è stato dedicato, gli articoli che sono stati dedicati alle dimissioni di Papa Francesco e appunto alla notizia che il Papa sta meglio, pollice alzato e benedizione, il Papa torna a Santa Marta. Francesco si affaccia dal balcone dell'ospedale per salutare i fedeli, grazie a tutti, poi rientra in Vaticano dopo la sosta sorpresa nella sua Santa Maria Maggiore, e c'è una grande fotografia che mostra il Papa di nuovo a casa il suo saluto dal balcone del Gemelli. E sul Corriere delle Alpi, tornando indietro, c'è anche un commento del nostro vescovo Renato, il vescovo di Belluno Feltre, e andiamo a leggere appunto Gioia e Speranza dalle diocesi del nord-est, si legge nel titolone, e Renato Marangoni, Belluno, dice: la notizia ha portato sollievo in tutto il mondo, come scrive Francesco Dalmas. Sì, è primavera, commenta Monsignor Renato Marangoni, vescovo di Belluno Feltre. Ho ascoltato sabato sera l'annuncio che Papa Francesco sarebbe stato dimesso dal Gemelli, ho registrato in me una vibrazione di gioia interiore incontrollabile, spontanea, necessaria. La notizia ha portato sollievo al mondo intero, dice appunto il vescovo Renato. E con questa notizia andiamo a chiudere la rassegna stampa di oggi. Vi aspettiamo puntuali domattina sulle frequenze di Radio Piave e poi sulla pagina Facebook e canale YouTube dell'Amico del Popolo. A tutti un buonissimo inizio settimana, grazie per l'ascolto e a presto.